Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Apriamo anche oggi la nostra newsroom del Nord-Est per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tantissimi i collegamenti da tutto il territorio regionale e non solo. Ma parto dandovi la notizia di una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 sulla scala Richter che è stata registrata alle 2:42 nel nord-ovest del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine. Secondo i dati del centro ricerche sismologiche il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 3 km dal comune di Raveo. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. La centrale unica e la sala operativa regionale presso la centrale operativa della Protezione Civile a Palmanova non hanno ricevuto segnalazioni di danni e quindi appunto si può tirare un sospiro di sollievo. Nessuna segnalazione è giunta neppure ai vigili del fuoco, però si tratta di una forte scossa di terremoto, ve lo ripeto, di magnitudo 3.6 sulla scala Richter. Un'altra notizia che ci porta a Conegliano, dove sono ore di cordoglio per la morte di una bimba di 5 anni che fin dalla nascita ha combattuto contro una malattia rara e incurabile. Il nome della piccola è Alberica Barnaba e frequentava la scuola dell'infanzia al Collegio Immacolata proprio nella città del Cima. Il decesso è avvenuto mercoledì 8 gennaio mentre si trovava ricoverata nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Alberica era nata il 19 maggio 2019 da mamma Maria Sole e papà Angelo, che negli ultimi tempi si erano spostati proprio a Roma per seguire le terapie e le difficili cure della loro bimba. Il funerale officiato da Don Roberto Bischersi terrà domani 11 gennaio alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Costa. Un'intera comunità si stringerà intorno alla famiglia della piccola Alberica. Un momento di preghiera si è già tenuto all'asilo frequentato dalla bimba, il Collegio Immacolata di Conegliano. Fra poco, tra l'altro, dovremo essere in grado di collegarci con la nostra Marta Marangon per raccontarvi dell'ennesimo furto a Treviso in un ristorante particolarmente noto. Tra l'altro vi do anche questo aggiornamento che possiamo vedere dal Gazzettino.it che ci porta in Val Pusteria. Bambino muore a 7 anni dopo l'ora di pattinaggio. Il malore davanti ai compagni, quindi veramente una tragedia che lascia senza parole, inutili i soccorsi, quindi in Val Pusteria. Intanto la cronaca nel Padovano, la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per chiarire le cause che hanno portato al decesso di una 48enne di Ponte San Nicolò, morta nel reparto di cardiochirurgia dopo un intervento al cuore, pare per colpa di un batterio. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Deborah Danieli, 48enne di Ponte San Nicolò, deceduta lo scorso 30 dicembre dopo un calvario durato mesi per colpa di un batterio che con ogni probabilità aveva contratto in ospedale dopo un intervento al cuore. La decisione è stata presa dal pubblico ministero Marco Brusegan, che ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, dopo l'esposto presentato dai familiari della 48enne che si sono rivolti allo studio 3A. L'inferno per Deborah Danieli era iniziato un anno fa, quando le era stato diagnosticato un tumore al seno. Operata ad aprile allo IOV, dopo l'intervento le era stata accertata anche una malformazione cardiaca che l'aveva costretta a sospendere l'iter oncologico e un trasferimento nel reparto di cardiochirurgia per risolvere l'ulteriore problematica al cuore. 8 mesi fa l'operazione e l'inizio del calvario dopo le dimissioni. La paziente infatti è ritornata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato l'infezione provocata da un batterio, lo Staphylococcus aureus, molto verosimilmente contratto durante l'intervento cardiochirurgico. Un'infezione terribile che l'ha costretta a continui ricoveri in ospedale fino al tragico epilogo durante le festività natalizie. Deborah Danieli, tornata in ospedale, non è più rientrata a casa. I familiari il 30 dicembre sono stati avvisati all'improvviso del decesso, senza avere una spiegazione precisa, e così hanno deciso di fare chiarezza rivolgendosi a dei legali e facendo un esposto. Già nominati 3 consulenti tecnici, un medico legale, un cardiologo e un infettivologo. L'incarico sarà affidato lunedì 13 gennaio, una volta effettuato
effettuata l'autopsia, il magistrato darà il nulla osta alla sepoltura e i parenti potranno così fissare la data dei funerali. E c'è poi un'altra tragedia di cui parla tutta Italia, la morte in Egitto lo scorso 5 gennaio del piccolo Mattia, 9 anni. La famiglia attende l'ok delle autorità egiziane per riportare la salma del piccolo in Friuli, eseguire l'autopsia e capire se i soccorsi potevano fare di più. Questo è il nodo. Intanto le educatrici del doposcuola raccontano con affetto un bambino che non dimenticheranno mai. La ripresa dopo le vacanze non è facile perché Mattia è ovunque, è in ogni disegno, in ogni aneddoto, in ogni gioco e lascia in noi un grandissimo vuoto. Ma se questo dolore è davvero impossibile da accettare, quello che noi possiamo fare è parlare, testimoniare, per non dimenticarci mai il bambino speciale che era Mattia. Sono giorni difficili, quelli che si vivono nelle aule della primaria di Tavagnacco, dove il ricordo di Mattia, il bimbo di 9 anni morto in Egitto, è ovunque. Le educatrici del tempo integrato della scuola, che lo hanno seguito tutti i pomeriggi sin dalla prima elementare, lo raccontano come un bambino educato, solare e sensibile. Amava il calcio, le costruzioni fantasiose, la gara di barzellette e la lettura, a cui spesso si dedicava dopo i compiti. E l'altra cosa che porterò sempre con me di Mattia era quel suo modo di arrossire. Era molto timido e molto dolce con bambino. Quando tu gli rivolgevi la parola, immediatamente arrossiva e ti sorrideva di un sorriso che gli illuminava gli occhi e il viso. E questa è proprio l'immagine che voglio portare sempre con me di Mattia. Un bambino fantastico. Ricordare Mattia è il modo migliore per sentirlo ancora vicino. Aveva questi occhi sorridenti, nascosti dietro un paio di occhiali blu, che ti facevano veramente stare bene. Noi siamo cresciuti con lui e lui è cresciuto con noi. Ci mancherà tantissimo e in ogni suo gioco, in ogni suo momento lo ricorderemo. Un bacio, piccolo angioletto. Prima di andare a casa, e lui si girava sempre verso di noi, ci salutava con la mano e ci diceva: ciao maestre, ci vediamo domani. E ci mancherà da qui a tutti i domani a venire. Ciao Matti. Abbiamo tanti collegamenti e pronti. Il primo ci porta a Vicenza con Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina. Parliamo di sicurezza in città perché in vista c'è la Fiera dell'Oro, una delle principali a livello mondiale. Come sapete storicamente si alzano i livelli di sicurezza e poi sullo sfondo ci sono i fatti dell'anno scorso. Questa mattina è in corso tuttora una riunione in prefettura, ma ci aggiorna per l'appunto la nostra Luisa Bertini. Siamo davanti alla prefettura di Vicenza dove è in corso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, il primo presieduto dal nuovo prefetto di Vicenza Filippo Romano, è il primo a cui partecipa anche il nuovo questore di Vicenza Francesco Zerilli. Due le tematiche che vengono affrontate quest'oggi. Una riguarda il potenziamento della sicurezza in concomitanza con la Fiera Oro che si svolgerà dal 17 al 21 gennaio a Vicenza. Potenziamenti della vigilanza sia per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli espositori sia per far fronte ad eventuali manifestazioni o contestazioni. Ricordo che lo scorso anno la contestazione dei centri sociali contro le azioni di Israele su Gaza portò poi a violenti scontri di piazza, al ferimento di alcuni agenti e alle conseguenti denunce
degli attivisti coinvolti negli scontri. Altro tema che verrà affrontato oggi in sede di comitato è il rinnovo del protocollo Strade Sicure, in cui i militari dell'esercito presenti in città continueranno a rimanere a presidio delle aree calde. Mi riferisco ovviamente a Campomarzo e la zona del Quadrilatero. Intanto noi abbiamo sentito su questi temi il sindaco Giacomo Possamai, che vi facciamo sentire insieme. La prefettura, insieme alle forze dell'ordine, per cui alla questura, ai carabinieri e alla Guardia di Finanza, hanno ribadito la massima attenzione nei confronti della Fiera dell'Oro che si terrà la prossima settimana, da un lato sul piano della sicurezza di tutti coloro i quali parteciperanno a questa fiera. Sappiamo che da sempre è uno dei momenti più critici per i furti che avvengono ai danni di chi partecipa alla fiera, e quindi ci sarà un aumento del presidio e dell'attenzione da parte delle forze dell'ordine, e dall'altro dal punto di vista dell'ordine pubblico, quindi del presidio e dell'attenzione alle manifestazioni che ci dovessero essere nel corso della prossima settimana, perché si svolgano tutte in maniera pacifica e ordinata. L'appello che ho sempre fatto e che rifaccio con determinazione anche quest'anno è che è naturalmente possibile, e ci mancherebbe altro, esprimere la propria opinione, il proprio punto di vista, qualsiasi esso sia, che sia sulla TAV, che sia sui temi internazionali che in questo momento toccano tanto tutti noi, ma va fatto nella maniera pacifica, nella maniera più ordinata, facendo valere la forza delle idee e mai usando la forza. La cronaca ci porta nella Marca trevigiana, un'aggressione con resistenza pubblico ufficiale, arrestato un uomo a Preganziola, a farlo i carabinieri. L'uomo voleva incontrare a tutti i costi la sua ex. Ha aggredito a Preganziola un 33enne che gli impediva di accedere a un'abitazione in cui si trovava la sua ex fidanzata. I carabinieri, chiamati per riportare la calma, hanno parlato con la donna, verificando che non aveva nessuna intenzione di incontrare l'ex compagno. L'uomo, un 39enne residente nel Trevigiano, alterato e privo di documenti, è stato quindi accompagnato in caserma per le procedure di identificazione. Ma lì, durante il fotosegnalamento, ha opposto resistenza, insultando i militari e minacciando atti autolesionistici, ed è stato arrestato per aggressione e resistenza pubblico ufficiale. Durante le operazioni di identificazione è andato in escandescenza, quindi si è reso necessario poi operare l'arresto, che è stato poi convalidato in sede di udienza direttissima. E il giudice ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In questo caso il soggetto ha eletto domicilio a Longarone, in provincia di Belluno, e quindi si recherà giornalmente alla stazione carabinieri di Longarone per apporre la firma in attesa del processo. Grazie al tempestivo intervento di una pattuglia del radiomobile della compagnia dei carabinieri di Treviso si è scongiurato il peggio. L'Arma ha alzato il livello di guardia sui fenomeni di violenza di genere che negli ultimi tempi hanno causato diverse tragedie. Sicuramente il nostro intervento è riuscito a riportare la calma, e in questo caso si è reso anche risolutivo, perché poteva esserci un'escalation che poteva portare a conseguenze ulteriori. Ora la donna potrà attivare il codice rosso per difendersi dal 39enne e chiederne l'allontanamento. Rimaniamo nella Marca trevigiana, perché sono stati identificati gli 8 giovanissimi vandali che la notte di Capodanno hanno provocato danni per 45.000 euro alla nuovissima pista di atletica di Cimadolmo. Il sindaco li sta convocando in comune in questi giorni accanto ai genitori. Hanno tra i 13 e i 17 anni gli 8 ragazzi identificati dalla polizia locale di Cimadolmo, che negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di numerosi episodi di vandalismo nel comune. Il più grave è la notte di Capodanno, quando dopo aver scavalcato la recinzione del campo sportivo, appena inaugurato e costato 180.000 euro, hanno sparato dei botti danneggiando la pista di atletica per 45.000 euro. Sul caso è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini. Spero che il sindaco vada dalle mamme e dai papà di questi cretini per farsi rimborsare i soldi, perché non è giusto che siano tutti i cittadini a pagare per l'imbecillità di qualcuno, queste cosiddette baby gang. Sindaco che si era già attivato con i vigili urbani e in questi giorni sta convocando in comuni i ragazzi con le famiglie. Le riprese sono chiare e si vedono, quindi sono stati tutti identificati.
A uno a uno li sto cercando di capire, sto cercando di ricostruire tutto. A qualcuno l'ho chiamato, gli ho parlato, naturalmente hanno negato, ma devo andare avanti e concludere l'intera vicenda. Penso che entro sabato concluderò tutto. Giustamente questa volta saranno sottoposti a ciò che prevede la normativa, ciò che è la legge, cioè il danneggiamento e il rimborso anche dei danni che hanno causato. Ma ciò che mi fa rimanere perplesso, come fanno sti ragazzi, anche se era Natale o Capodanno, posso capire, fino alle 2 di notte in giro, ma come fanno gli altri giorni a stare fuori fino alle 11, a mezzanotte, perché noi è più di un anno che l'attenzioniamo. Da mesi la banda di giovanissimi è in azione a Cimadolmo, danneggiando più volte gli impianti sportivi, distruggendo i pannelli isolanti, vandalizzando i magazzini e gli spogliatoi, imbrattando i monumenti ai caduti. Ora l'ultimo gravissimo episodio per il quale il sindaco chiederà il risarcimento dei danni. Penso che i genitori si assumano una propria responsabilità e penso che i genitori sappiano anche cosa fanno i ragazzi fuori. Cioè non si può venire in ufficio a contestare alcuni fatti, stare zitti e dire bah, io non sono stato, io non so nulla. Anche i genitori devono capire che devono controllare i propri figli. E in comune monta la rabbia, anche perché le finanze sono sempre più risicate e un danno così ingente non può pesare sulla collettività. Già siamo in difficoltà a non aumentare le tasse, non l'abbiamo mai aumentato dal 2014 a oggi. Siamo in difficoltà a cercare di aumentare il costo della mensa, dei trasporti, di altre cose. Abbiamo fatto difficoltà a trovare 45.000 euro per cercare di non aumentare i pasti per i bambini. E oggi mi trovo un debito di 45.000 euro per 4 ragazzi che non sono in condizione di capire i danni che hanno fatto. Questo lo sfogo del sindaco di Cimadolmo, più che comprensibile, 45.000 euro i danni, insomma una cifra veramente considerevole. Adesso andiamo nella Bassa Padovana a Schiavonia per un avvistamento singolare. È un lupo, è un lupo. Il manto nero, l'andatura veloce, seppur in un luogo insolito, l'avvistamento di un lupo nella Bassa Padovana risale a pochi giorni fa. Il video è stato girato a Schiavonia, vicino a via Ponticello, in aperta campagna. Ormai sta circolando sui social tra lo stupore e anche un po' di preoccupazione tra i residenti. I tratti dell'animale lasciano pochi spazi ai dubbi. L'esemplare avvistato dall'auto in movimento sembra proprio un lupo. Anche se insolito l'avvistamento nel territorio della Bassa Padovana, non è però impossibile. Può capitare che i giovani lupi possano allontanarsi dal branco e percorrere parecchi chilometri alla ricerca di cibo. Vicino al luogo dove è stato ripreso risulta esserci un allevamento di fagiani. Il lupo non è un pericolo per l'uomo se non viene infastidito. L'accortezza però è quella di tenere al riparo gli animali domestici. Torniamo nella Marca trevigiana, torniamo a occuparci di sicurezza sui luoghi di lavoro. C'è una nuova operazione dei Carabinieri. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso hanno effettuato nella Marca una serie di controlli su diverse attività commerciali per prevenire e reprimere lo sfruttamento del lavoro e verificare il rispetto delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Durante questi controlli sono stati scoperti 4 lavoratori in nero, tra cui un cittadino extracomunitario irregolare e numerose inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro. Complessivamente sono state sanzionate 10 aziende e per 4 di queste è stata sospesa l'attività imprenditoriale. Durante i controlli in un'occhialeria Pederobba sono stati trovati 3 lavoratori in nero, di cui 1 irregolare. L'attività è stata sospesa. Nel settore edile 3 aziende nei comuni di Silea, Castello di Godego e San Biagio di Callalta sono state sospese per mancata sicurezza nei lavori in quota. Nel 2024 il NIL di Treviso ha ispezionato oltre 200 aziende, verificando la posizione di circa 800 dipendenti, 55 dei quali lavoravano in nero. Sono state riscontrate oltre 230 inadempienze in materia di sicurezza e adottati 67 provvedimenti di sospensione dell'attività. Le sanzioni amministrative e le ammende contestate ammontano a oltre 2.200.000 euro. La Procura di Milano ha contestato una maxi frode fiscale da quasi 8 milioni di euro ad Aspiag Service, il concessionario Despar per il Triveneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna. È stato effettuato anche un sequestro di beni preventivo.
L'ipotesi è quella di aver messo in atto una complessa frode fiscale attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a fronte invece di contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera. Nel mirino della Procura di Milano Aspieg Service SRL, il concessionario per il Triveneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna del marchio De Spar, che conta 600 tra punti vendita diretti e negozi affiliati. La Procura nelle scorse ore ha eseguito un sequestro preventivo di circa 8 milioni di euro dopo le indagini della Guardia di Finanza di Milano. I contratti di subappalto contestati riguardano il periodo dal 2021 al 2023 ed erano destinati ad arruolare manodopera nella logistica. I rapporti di lavoro con il committente, secondo le indagini, erano schermati da società filtro che attraverso alcune cooperative hanno omesso di versare l'IVA e gli oneri previdenziali e assistenziali. I lavoratori sarebbero stati impiegati nel polo logistico di Monselice, di Padova, di Noventa e di Piave e nel magazzino bolognese di Castel San Pietro Terme. Dalla sede Aspieg Service SRL di Mestrino, una nota ufficiale commenta l'inchiesta della Procura di Milano, massima collaborazione alle autorità giudiziarie nella convinzione di aver sempre operato nel giusto e nel rispetto della legalità, dice l'azienda, sostenendo di riporre la massima fiducia nel lavoro della magistratura e auspicando possa essere fatta chiarezza nel più breve tempo possibile. Allora, prima di portarvi a Treviso con Marta Marangon per un furto a un ristorante, l'ennesimo, rimaniamo su Padova, dove un ricercato per droga in Spagna, nigeriano, è stato arrestato mentre usciva dall'Agenzia delle Entrate. Voleva sistemare la sua posizione con l'erario, quello che è riuscito però a regolare è stata la sua posizione con la giustizia, visto che è stato arrestato dai carabinieri mentre era in coda all'Agenzia delle Entrate. In carcere un 39enne nigeriano residente nel Ferrarese, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità spagnola. L'uomo è stato arrestato in via Turazza a Padova dopo essere stato all'Agenzia delle Entrate per il disbrigo di alcune pratiche. Interrogando la banca dati è scattato l'allert e così i carabinieri hanno aspettato che uscisse dagli uffici per bloccarlo. Il 39enne nigeriano è stato portato in carcere a Padova in attesa che la procura avvii la procedura di estradizione in Spagna, dove l'uomo dovrà scontare una pena di 3 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi a Palma di Maiorca nel 2019. Sempre in attesa di collegarci con Marta Marangon per il furto al ristorante Carbone di via Caldebreda, ritorniamo sulla tragedia di Trevignano, perché la Procura ha conferito nelle scorse ore l'incarico al perito per la consulenza cinematica. La famiglia chiusa nel dolore, la famiglia di Marica Visentin, vuole sapere la verità su quel drammatico incidente. La famiglia in questo momento chiede chiarezza e che vengano accertate le responsabilità dei conducenti dei mezzi. Hanno affidato allo Studio 3A l'incarico di seguire le fasi dell'inchiesta sul tragico incidente nel quale ha perso la vita Marica Visentin. I familiari chiusi nel dolore vogliono sapere la verità su quel drammatico schianto, nominato il consulente della Procura così come quello della famiglia della vittima. Noi abbiamo messo un nostro perito che parteciperà alle operazioni peritali. Ci vorranno dai 3 ai 4 mesi per avere l'esito di questa perizia che ha l'obiettivo di accertare definitivamente le responsabilità. Nel registro degli indagati sono finite 2 persone, l'autista del furgone che ha travolto Marica Visentin, morta sotto gli occhi della figlia di 10 anni, e l'automobilista che si è schiantata contro il van. Un incidente che nulla aveva a che fare con le 2 auto parcheggiate al lato della strada, quella di Marica e la vettura della mamma della vittima, ferma perché in panne. Loro stavano solo attendendo il carrattrezzi quando il furgone, urtato dalla vettura, è finito contro la donna. La famiglia, che vive a paese, è sotto shock. La famiglia richiede appunto discrezione, richiede di vivere il proprio dolore in maniera riservata e quindi sono una famiglia unita che si stanno facendo forza l'un l'altro in questo momento, insomma, triste. L'amministrazione comunale di Paese si è resa disponibile per qualsiasi bisogno sia per la piccola che per la famiglia. La comunità si stringerà sabato al dolore dei parenti per l'ultimo saluto a Marica Visentin nella chiesa di Porcellengo alle 10. Vi ho già preannunciato questo collegamento. Marta Marangon è pronta con la nostra Nicoletta Rizzetto. Se non sbaglio, Marta, ti trovi al ristorante Carbone, per intenderci siamo a Treviso nei pressi del Sant'Artemio, ma lascio a te chiaramente la parola. Buongiorno Marta.
Sì, buongiorno Cristian, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo al Carbone, ristorante molto noto in città, nel quartiere Sant'Artemio. Siamo in via Cal di Breda. Qui questa mattina l'amara scoperta. Nella notte i ladri sono entrati forzando una finestra e razziando quanto hanno trovato nel fondo cassa, ma non solo. Qui con me abbiamo la titolare Cinzia Scarpellini che ci racconta che cosa è successo. Sì, noi siamo usciti come sempre verso 00:30 ieri sera. Abbiamo lasciato il fondo cassa classico, in più c'erano dei soldi che avevamo lasciato perché ci hanno pagato delle cene già pagate, insomma un valore intorno sui 650 euro. E siamo arrivati, è arrivata la compagna del mio socio per darci una mano a fare le pulizie e ha trovato la finestra aperta, come si possono vedere insomma dall'immagine. Adesso c'è la scientifica che sta facendo perché ci sono delle impronte. Sono entrati dalla finestra, hanno tolto praticamente tutto il fondo cassa, compreso anche il cassetto con tutte le mance. Sotto c'erano questi buoni già chiusi per le cene offerte per Natale. Qua c'era anche una cassetta dell'Advar, c'erano tutti i soldi delle mance dei ragazzi. Hanno preso 2 scatoloni che c'erano qua, che era appena arrivato 2 vini anche abbastanza importanti, 2 scatole, ma praticamente dalla finestra in un attimo hanno fatto. Sono andati un attimo di sopra per vedere cosa c'era da poter prendere, hanno preso solo il portatile, staccando la spina, lasciando anche tutto là, e quindi hanno portato via solo il portatile così. Fortunatamente avevo già fatto il backup dei dati, perché sennò c'è dentro tutto, praticamente qua non hanno toccato altro, solo preso tutto quanto. E hanno praticamente di danni la finestra, hanno aperto la finestra, e noi quando è arrivata Martina, ha visto praticamente questo, ha chiamato subito, siamo arrivati, abbiamo chiamato la polizia e adesso sta facendo le indagini, insomma si può vedere che sta facendo le indagini e ci sono delle impronte e vediamo cosa si riesce a fare, insomma come danno sicuramente morale, perché ti vengono dentro a casa tua e questo ti fa male, insomma, perché dopo i soldi, vabbè, sono sempre 650 euro, perché comunque uno lavora. Avevamo poi aperto martedì, che siamo stati chiusi per ferie, e quindi tutto il periodo che noi eravamo chiusi nessuno ha mai pensato di poter venire. Sono venuti proprio perché si sa che adesso c'era lavoro, quindi sicuramente qualcosa sono riusciti a prendere. Poi la paura nostra qui è che è buia, la strada è buia, i controlli sono sempre meno, perché purtroppo anche il personale di servizio addetto alla polizia sono pochi e non riescono insomma a fare il giro come si faceva una volta. Noi abbiamo paura perché comunque è una via buia, si vedono delle facce anche brutte che girano. Noi andiamo via la sera che è anche tutto buio e abbiamo paura, siamo terrorizzati perché comunque si va fuori, o anche le ragazze che insomma vanno via in bicicletta di notte, è una cosa, sì, hai paura insomma che ti facciano anche del male. Ci sono ragazzini che possono essere ragazzini o che possa essere, non lo so, comunque professionisti di un certo livello non sicuramente, perché con il valore di carne, di bottiglie, di tutto quello che noi abbiamo avrebbero potuto fare molto di più. Questo è un atto di vandalismo e magari per raccattare solo i pochi spiccioli che sono riusciti a trovare, insomma pochi, che per noi insomma comunque è l'incasso di una serata e questo fa male. Sì, tra l'altro anche con l'aggravante di avere rubato i fondi raccolti generosamente per l'Advar, che lo sappiamo che è un'associazione appunto che si occupa di cura dei malati terminali, che tra l'altro qui a Treviso insomma ha un grossissimo seguito. Ma proprio si sono presi proprio anche tutte le monete, 2 mance delle ragazze, cioè proprio una cosa sì, brutta, fa male. Questo fa male perché siamo arrivati in un mondo, insomma 8 anni che siamo qua col ristorante qua e non sono mai venuti, mai stato niente di questo, mai. Infatti, tra l'altro, Cristian, questa fino a non molto tempo fa era una zona tranquilla, una zona che possiamo definire graziata dai raid di ladri che da diverse settimane, da diversi mesi stanno imperversando a Treviso e provincia. Nell'ultimo periodo però si sono verificati diversi furti sia in alcune abitazioni proprio qui in via Cal di Breda, sia tra l'altro sempre questa notte ve ne renderemo conto con più precisione
situazione, magari più avanti nel corso del telegiornale, quando ci recheremo di persona a vedere che cosa è successo, ma non molto lontano da qui, in una parrucchiera centro estetico in Viale Felicent, hanno colpito con le stesse modalità, probabilmente forse anche la stessa banda. Sì, potrebbe essere anche gli stessi, perché qua dopo 00:30 non c'era più nessuno, adesso l'orario indicativo che possono essere andati di là, comunque la zona è questa. 2 giorni fa erano stati comunque nelle abitazioni qua vicino. Questa effettivamente una volta era una zona tranquilla, cioè ci abita anche il prefetto qua, è sempre stato sotto controllo tutto, e adesso non gliene frega niente, saranno vandali, drogati, non so neanche cosa posso dire, comunque ci sono delle belle impronte e vediamo se qualcosa si trova. Questo mi dispiace perché comunque è mortificante, insomma, per noi sapere che noi dobbiamo riaprire, andare avanti con il nostro servizio e siamo in questo stato d'animo così, insomma, che ti dispiace proprio, non hai più la voglia di capire, uno fa sacrifici e dopo viene ripagato così. Ecco Cristian, questa dunque è la situazione da Treviso. Restituisco la linea allo studio. Marta, grazie davvero a te, alla tua ospite, a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Lo avete sentito da Marta, non si tratta con ogni probabilità di un furto singolo, quindi nella notte ci sono stati altri episodi e chiaramente ve ne daremo conto nel corso dei nostri telegiornali. Adesso la cronaca sindacale ci porta a Venezia, il fondaco dei tedeschi, c'è stato un nuovo incontro, ci dà tutti gli aggiornamenti Ilaria Marchiori. Si è da poco concluso qui proprio nella sede di Confcommercio a Mestre l'incontro per discutere del futuro dei 226 dipendenti del fondaco che saranno appunto lasciati a casa in massa tra pochissimi mesi. Hanno partecipato ovviamente oltre alla proprietà le 3 sigle sindacali. Partiamo da Nicola Pegoraro, segretario generale Fisascat CIS Venezia. Allora in sintesi com'è andata? Allora buongiorno, non si è concluso, siamo in una situazione di stallo perché abbiamo parlato di una situazione quadro per quanto riguarda ricollocazione, formazione e trattamento economico, quindi stiamo aspettando, l'azienda si è riservata di darci delle news per quanto riguarda il trattamento economico, che per noi non è un trattamento economico, è quel pezzo di ammortizzatore sociale che un lavoratore perde quando andrà in ASPI e quel pezzo lì gli permette di dire anche a una banca gli emolumenti che lui ha, le rate che deve pagare, quindi per noi è fondamentale. Non si tratta di un elemento economico aggiuntivo, ma si tratta meramente di una questione per quanto riguarda il lavoratore che perde il posto di lavoro e va a dare un pezzo di salario, come si dice, a questo lavoratore di aiuto. Caterina Boato, Filcam CGL, i lavoratori come commentano l'esito di questo incontro? Allora, l'esito deve essere ancora formalizzato da parte aziendale, stiamo aspettando ancora la proposta. È chiaro che rispetto a come eravamo partiti sicuramente ci sono degli avanzamenti rispetto a questi risarcimenti economici che verranno erogati in caso di licenziamento. Teniamo ancora aperta la vertenza per quanto riguarda i lavoratori in appalto e ci riserviamo di avere un ulteriore incontro in regione all'unità di crisi anche per la tutela di quei lavoratori che in questo momento non hanno alcun tipo di proposta economica. Importante è anche la speriamo formalizzazione per una ricollocazione per il gruppo all'interno del gruppo LVMH. Ecco, voi avete fiducia che possa esserci questa ricollocazione? Sì, assolutamente sì, sembra ci siano delle aperture e dobbiamo capire nel merito di cosa stiamo parlando. Fabio Marchiori, Will Tux, qualora non si dovesse arrivare a un accordo, si è pronti allo sciopero? Allora, quello sarebbe la cosa ultima, però insomma ad oggi abbiamo dei buoni segnali, nel senso che l'azienda ha dato aperture alle nostre richieste, quindi adesso a breve torneremo al tavolo e ci faranno delle proposte, ma non stiamo valutando l'ipotesi peggiore perché sembra che la trattativa stia andando in maniera positiva. Per noi è positivo che ci hanno garantito
che le persone servono fino al 30 aprile, ma anche oltre, fino al 31 maggio, quindi sono stipendi garantiti fino a questa data, che per noi l'occupazione resta sempre la cosa prioritaria. Quindi insomma non credo ci sia per adesso, insomma ovviamente dopo la proposta andrà valutata con i lavoratori, però insomma, mi sembra prematuro oggi di parlare di un esito negativo della trattativa. Rimaniamo a Venezia, ma per la cronaca. Ha rubato uno smartphone per poi chiedere il riscatto al proprietario, ma invece di ottenere il denaro questo ladro è finito agli arresti domiciliari. Un veneziano ha dimenticato per pochi secondi il cellulare sul bancone di un ristorante lagunare e quando è tornato non c'era più. Ci è voluto poco per capire che fine avesse fatto. Chi l'ha rubato, un 24enne, si è infatti fatto vivo poco più tardi, dicendogli che per riaverlo avrebbe dovuto pagare la modica cifra di 500 euro. Data e luogo gli sarebbero stati comunicati in un secondo momento. A quel punto la vittima, fingendo di accettare le sue condizioni, si è rivolta invece ai carabinieri, che si sono presentati insieme a lui il giorno dell'appuntamento, pochi giorni prima di Natale. I militari della stazione San Marco con i colleghi di Venezia Castello hanno così assistito alla scena e arrestato il 24enne in flagranza con l'accusa di estorsione. Una volta convalidato l'arresto, per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Ascolto e cortesia migliorano la cura, rispettiamoci, è lo slogan scelto per la campagna di sensibilizzazione contro la violenza verso gli operatori sanitari partita in queste ore all'azienda ospedaliera di Padova. 1800 aggressioni in Veneto da gennaio a settembre 2024, una tendenza in aumento rispetto al 2023. C'è timore tra gli operatori sanitari della regione esposti a rischi legati a una crescente tensione con i pazienti che spesso sfocia in vere e proprie aggressioni. Da eroi, come simbolicamente ricorda il murales di Wonder Woman che dal 2020, l'anno del Covid, campeggia davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Padova, a soggetti spesso incolpevoli di carenze del sistema a partire dalle attese per le cure al pronto soccorso o per una visita. Da qui l'idea che l'azienda ospedaliera di Padova porta all'attenzione di tutti attraverso una campagna di informazione e comunicazione al via. Questo cartello sarà diffuso in forma capillare nei pannelli luminosi del pronto soccorso centrale e dell'ospedale Sant'Antonio, nelle sale d'attesa, nei reparti, nel sito e via social. Ascolto e cortesia migliorano la cura, rispettiamoci, l'invito rivolto a tutti. Un cartello che racconta una storia. Non è un disegno qualsiasi quello scelto, ma la riproduzione di un quadro regalato al direttore generale Giuseppe Dalben da una paziente trapiantata. Un'operatrice sanitaria, medico, infermiere, OSS, quella ritratta con il camice verde e la mascherina viola, una farfalla tatuata sul braccio e una che simbolicamente vola. È la farfalla della gentilezza, balsamo per il dolore di chi soffre ed è malato, ma anche per chi nel sorriso di una persona guarita o sollevata da quel dolore si sente ripagato di fatiche e stanchezze. I casi sono stati davvero tanti a cavallo tra 2024 e 2025. Parliamo delle esalazioni killer, degli incidenti domestici derivanti dal monossido di carbonio. In aumento gli interventi, a certificarlo sono gli stessi vigili del fuoco di Treviso. Pensate, 30 interventi in un solo mese. A dicembre si sono abbassate le temperature e sono entrate in funzione stufe e impianti di riscaldamento, un periodo questo che ha visto un aumento significativo di chiamate al 115 per fuoriuscita di monossido di carbonio. Siamo arrivati a circa quasi 30 chiamate dal 1° di dicembre per intossicazione e inquinamento, quindi parliamo di uno e dell'altro, non soltanto interventi in cui tutte le volte le persone sono state accompagnate all'ospedale o altro. È quasi uno al giorno praticamente, è un poco meno, è un numero elevato. Numerosi episodi nella Marca, famiglie intere che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, 2 decessi. Rossana Billi, 62 anni, trovata priva di vita nella sua casa a San Pietro di Feletto, e Angelo Franceschet, 73 anni, di Conegliano, morto in un ricovero di animali. Il monossido di carbonio è un gas estremamente pericoloso perché è incolore, inodore e insapore, insomma invisibile, ma può essere letale.
L'incremento di interventi negli ultimi anni è da ricollegare a tanti fattori. Uno di questi è probabilmente attribuibile al fatto che i nostri impianti di produzione calore, che siano camini, stufe, che siano caldaie, invecchiano. E invecchiando possono non funzionare più come funzionavano una volta, e se ometto di fare quelle che sono le manutenzioni periodiche annuali, il rischio è che a un certo punto i fumi e i gas che dovrebbero andare fuori non vanno più fuori, ma tendono a rientrare all'interno. Non solo, perché un'altra causa è che le case sono sempre più ermetiche, proprio per evitare la dispersione del calore, spiega, ma senza adeguata areazione può diventare pericoloso. Ad aggiungersi a questo gli elevati costi dell'energia, che hanno portato ad un altro problema, l'incremento dell'utilizzo dei bracieri. Talvolta i cittadini tendono a utilizzare soluzioni di fortuna, soluzioni estremamente artigianali. La più pericolosa e la peggiore in assoluto è il bracieri fatti in casa. Questi qua sono praticamente estremamente pericolosi, nonché vietatissimi, anche perché la brace, a differenza dell'incendio con fiamma, produce molto più monossido, pertanto il rischio è estremamente più amplificato. In caso di sospetta fuga di monossido è fondamentale allertare subito il 115 Vigili del Fuoco e il SUEM 118. Sequestro di persone e torture in concorso con più persone ai danni di un altro ragazzo. La Polizia di Stato di Verona ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 21enne che la scorsa estate avrebbe orchestrato sequestro e sevizie di un coetaneo che aveva deciso di denunciare le continue angherie di un gruppetto di bulli. Il branco ha reagito con una spedizione punitiva. Il ragazzo era stato sequestrato e condotto nelle campagne del Veronese in zona Valpolicella, dove era stato frustato, bastonato, seviziato. Già lo scorso anno 5 giovani erano stati arrestati e processati per questi furti, e così appunto nelle scorse ore l'esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di questo 21enne. L'entrata in vigore del nuovo codice della strada, che ha inasprito le sanzioni nel caso di guida in stato di ebbrezza, ha provocato un vero e proprio svuotamento delle farmacie e caccia infatti agli alcol test. Il nuovo codice della strada ha inasprito le pene per chi si mette alla guida in stato di alterazione alcolica, e la paura di sanzioni pesanti e soprattutto della sospensione della patente hanno fatto scattare la corsa all'acquisto dell'alcol test. La gente si è preoccupata, noi siamo riusciti a trovarne un centinaio di pezzi sul mercato e dall'inizio dell'anno adesso li abbiamo già esauriti tutti, non ne abbiamo più uno. Il fenomeno è esploso soprattutto durante le festività natalizie, quando non sono mancate le occasioni per brindare, al punto che molte farmacie hanno esaurito le scorte. Le persone che vogliono provare, se bevendo un bicchiere piuttosto che mezzo oppure 2, se sono nei limiti consentiti dal codice, lo possono fare con questa prova, diciamo, alcolimetrica. E è l'unico modo. Ma vediamo come funziona un alcol test monouso che in farmacia si può acquistare con pochi euro. Si inserisce in bocca il tamponcino, si impregna di saliva per 10 secondi, poi si estrae e a seconda del tasso alcolemico di ogni persona il tampone assumerà una colorazione diversa. Se uno non ha bevuto sarà un giallo, bianco-giallo. Man mano che sale il grado alcolico il tampone diventa prima azzurro tenue, poi azzurro diciamo più marcato, fino a un azzurro intenso quando uno ha bevuto veramente oltre i limiti consentiti dal codice nuovo. Insomma, con la stretta sull'alcol alla guida, ora bere fa davvero più paura. La gente è molto preoccupata e io ho letto un articolo che sono preoccupati anche i ristoratori, perché le persone che vanno a cena e prima ordinavano una bottiglia di vino adesso bevono un calice. Insomma, le abitudini sono cambiate velocemente, ma abbiamo anche la voce dei più giovani, voci che sono state raccolte dal nostro Alex Giuliano.
Il nuovo codice della strada, lo sappiamo, ha inasprito le sanzioni per chi guida in stato d'ebbrezza. Una nuova normativa destinata a cambiare le abitudini, ad esempio dei giovani bassanesi. Si beve di meno, si sta più attenti. Lo abbiamo chiesto direttamente a loro. Io sono totalmente d'accordo con questa nuova riforma qua, perché la maggior parte degli incidenti stradali era riguardante l'abuso di alcol comunque alla guida, e almeno a me personalmente non ha toccato molto, perché sono dell'idea che ci si può divertire, si può festeggiare senza bere. Insomma, l'importante è stare in compagnia con i propri amici e non stare attaccato al bicchiere, mettiamola così. Qualcuno ha cambiato un po' le abitudini, sta un po' più attento adesso? Beh sì, l'attenzione è stata comunque maggiorata da parte di tutti quanti con queste nuove regole qua, però diciamo meglio così, a mio parere, meglio così. Io penso che è importante, perché è un pericolo se beve alcol e dopo guida. Penso che è importante, siamo più sicuri così. Questo nuovo codice della strada ha cambiato un po', cambia un po' le abitudini, si sta più attenti quando... Si sta molto più attenti, forse anche in modo esagerato, e penso che i negozianti ne sentiranno molto di questa cosa. Sono cambiate un po' anche magari le abitudini. Comunque chi si vuole ubriacare si ubriaca lo stesso. Chi vuole fare dei problemi li fa lo stesso. Secondo me c'è tanta paura adesso al momento, però alla fine come limiti cose non è cambiato particolarmente, ci sono molti controlli, quindi anche sotto le ferie. Poi io sto qua in centro, quindi non cambia niente. Pubblicità, qualche minuto e poi ci rivediamo, abbiamo ancora numerose cose da raccontarvi. Di nuovo in diretta, ci siamo lasciati parlando del nuovo codice della strada. È uno degli argomenti che stanno caratterizzando il dibattito in questa prima fase di 2025. Ma adesso siamo in grado di collegarci con la nostra Valentina Visentin, che si trova a Padova per una dimostrazione molto pratica. Raccontaci tutto, Valentina. Sì, buongiorno da Padova, siamo nelle piazze, il luogo per eccellenza dell'aperitivo e della movida padovana, e con il nuovo codice della strada, qui con me c'è Federica Luni, presidente di APE Padova, cerchiamo di fare chiarezza su cosa è cambiato, perché sostanzialmente i limiti per l'alcol test sono rimasti invariati, cambiano le sanzioni. Tuttavia c'è stata, a detta insomma di quanto ci hanno appena raccontato gli esercenti padovani, una sorta di terrorismo mediatico, tante persone hanno più paura a consumare alcol, c'è stato un calo del 15% delle consumazioni registrate in generale nei bar e nei ristoranti padovani. Questo non significa però che non si possa bere sempre in maniera responsabile, ed è il messaggio che APE vuole lanciare oggi. Federica ha appena fatto una dimostrazione qui con me, ha mangiato un panino e ha bevuto un calice di vino, quindi adesso vi mostriamo in diretta qual è il risultato del suo alcol test che sta per fare. Eccolo qua. Federica, posso soffiare? Sì, intanto sì, siamo pronti? Aspettiamo il countdown, perché questi sono gli alcol test. 3, 2, 1, via. Si soffia per circa 10 secondi. Siamo pronti, dovrebbe andare. Adesso arriva il risultato dell'alcol test che si viene elaborato e che adesso il nostro collega Cristian Rotagliente sta per inquadrare. Il risultato dell'alcol test è 0. Quindi vuol dire che il cibo che è stato consumato ha attutito il risultato dell'alcol. Questo è per dimostrare che sì, si deve bere sempre in maniera responsabile e bisogna essere consapevoli delle proprie capacità di socialità, di mangiare, di bere. Io ero a pancia vuota, ho bevuto uno spritz, dopo ho mangiato un panino, dopo ho fatto 2 chiacchiere con voi, dopodiché sono passati mi sembra mezz'ora, perché abbiamo calcolato anche il tempo per bere uno spritz, e dopo mezz'ora
avete visto che il test insomma mi dà il via libera per poter andare in bicicletta o in macchina. Come app però avete anche pensato a delle iniziative come la wine bag o dotare i vostri iscritti anche di alcol test proprio per garantire al cliente una maggiore sicurezza nel consumo dell'alcol. Sì, perché noi abbiamo un anno fa aderito all'iniziativa nazionale Bevi responsabilmente ed eravamo già in tempi non sospetti. In più sempre un anno fa avevamo aderito anche all'iniziativa con la wine bag nazionale, cioè dove il consumatore può liberamente chiedere al ristorante la sua bottiglia di vino preferita, quindi di un certo valore anche economico oltre di qualità, e non avere l'ansia di finirla perché l'ho pagata. Non si deve avere questo incubo. Tu puoi bere quello che ritieni più opportuno al ristorante e quello che avanzi lo porti a casa per berlo in comunità. Il 92% dei ristoranti di Padova e provincia hanno già aderito a questa iniziativa o con la bag che diamo noi dell'app oppure con la bag del ristorante stesso. Dunque il messaggio è bere responsabilmente e sapere che ci sono degli strumenti che ci possono consentire il consumo dell'alcol in maniera corretta e per poi metterci alla guida in modo sicuro e senza infrangere le regole del codice della strada. Da Padova è tutto, linea allo studio. Valentina, grazie davvero a te Cristian Roque Alende e alla tua ospite per questa dimostrazione molto pratica. Insomma, vi stiamo raccontando di queste prime settimane di applicazione del nuovo codice della strada. C'è un po' di confusione, però appunto le abitudini stanno anche cambiando. Allora, io vi do un'ultima ora perché è appena arrivata adesso una conferma dai carabinieri di Treviso perché i militari della stazione di Susegana hanno identificato il presunto autore della grave aggressione avvenuta il 1° gennaio scorso presso Ponte della Priula. Eravamo in diretta il 2 gennaio proprio da Ponte della Priula. Si tratta di un cittadino 22enne residente a Pederobba, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate. L'episodio si era verificato la mattina del primo dell'anno all'esterno di un pubblico esercizio in via Tempio Votivo, circa alle 3 del mattino. La vittima, un giovane 18enne residente a Cornuda, era stato colpito al volto con una bottiglia rotta dopo una discussione, un vero e proprio sfregio. L'aggressione aveva causato una ferita significativa alla mascella destra della vittima, tanto da richiedere l'immediato trasporto in ospedale a Conegliano. Da lì appunto una settimana di ricerche e di indagini che hanno portato all'identificazione del presunto responsabile che, ripeto, è questo cittadino 22enne residente a Pederobba. Io vi ricordo le altre due notizie principali di giornata. La forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 che si è registrata alle 2:42 nel nord-ovest del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine. Secondo i dati del centro ricerche sismologiche, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 3 km dal comune di Raveo. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, nessuna segnalazione è giunta neppure ai vigili del fuoco. Certo, appunto le testimonianze raccolte lo confermano, è stata una scossa molto forte. E sono ore di profondo cordoglio a Conegliano per la morte di una bimba di 5 anni che fin dalla nascita ha combattuto contro una malattia rara, incurabile. Il nome della piccola è Alberica Barnaba e frequentava la scuola dell'infanzia al Collegio Immacolata proprio nella città del Cima. Domani si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Costa. Il decesso della piccola è avvenuto all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Questi dunque gli aggiornamenti per questo venerdì 10 gennaio, ma appunto torneremo su tutte le notizie di giornata a partire dalle 18:30. Noi siamo pronti ad accogliere Andrea Ferrazzi per il consueto appuntamento del venerdì legato ai temi della sostenibilità dell'ambiente. Con Andrea Ferrazzi ci sarà anche Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura al Senato. 2 minuti e ci siamo.
Di nuovo in diretta Ecovisioni, il consueto appuntamento con i temi della sostenibilità dell'ambiente del venerdì con il nostro Andrea Ferrazzi. Buongiorno. Buongiorno Ferrazzi. a lei, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi con Andrea Ferrazzi, Luca De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura, Industria, Turismo e tanto altro al Senato, ma oggi De Carlo è qui soprattutto nelle vesti di Presidente della Commissione Agricoltura, perché di agricoltura parleremo. Non si può non affrontare il tema del clima, dei cambiamenti climatici senza occuparsi di agricoltura. È così, Ferrazzi? Beh, veda, tra le svariate attività umane certamente quella dell'agricoltura è quella più esposta al cambiamento climatico. L'agricoltura viva di natura, viva di clima, è a contatto diretto con tutti gli eventi meteorologici, quindi è di ogni evidenza che questo accade. E oggettivamente il cambiamento climatico in corso sta modificando in maniera strutturale anche l'attività agricola a livello locale e a livello nazionale. Basta ricordare, per stare anche a questioni di cronaca, quello che è successo con la produzione delle arance di Sicilia dello scorso anno. La Sicilia nel 2024 ha vissuto una delle siccità, forse la siccità peggiore nella sua storia, e la produzione delle arance della Sicilia è la gran parte della produzione nazionale. C'è stata una diminuzione dei 2/3 della produzione. E questo è un dato assolutamente drammatico, e questo riguarda il fenomeno ampio della tropicalizzazione del bacino del Mediterraneo, tra tutti i bacini del mondo che stanno vivendo un cambiamento climatico radicale. E gli studi internazionali, in particolare quelli delle Nazioni Unite, dell'IPCC, raccontano che il bacino del Mediterraneo è il bacino in cui la temperatura rischia di crescere di più. E quindi la siccità rischia di diventare endemica, cronica, stabile nel sud del nostro paese. Tanto è vero che per esempio nella stessa Sicilia di cui stiamo parlando si stanno moltiplicando delle coltivazioni di avocado, di mango, cioè di frutte che sono tropicali, proprio perché il clima sta cambiando. Però questo, vede, ha colpito non solamente, diciamo, la produzione agricola nazionale, basti pensare all'olio. L'olio l'anno scorso ha avuto una produzione nettamente critica, sia in Italia che in Spagna, che sono i due maggiori produttori di tutto il bacino di olio, ma anche a livello internazionale, anche negli altri paesi. Per esempio la produzione del cacao l'anno scorso ha avuto una crisi internazionale grandissima col cosiddetto germoglio gonfio, lo stesso il caffè, in particolare il Brasile, a causa appunto della siccità, e questo comporta un aumento di prezzi. Cioè, tutte le questioni di cui stiamo parlando qua sono questioni molto concrete, perché poi entrano nelle nostre tasche, perché poi quando andiamo a fare la spesa troviamo appunto che i costi aumentano, i prezzi aumentano, e quindi anche i nostri stipendi rischiano di non essere più sufficienti anche per mangiare a livello appunto qualitativo. Per non parlare poi del fatto che la tropicalizzazione del bacino del Mediterraneo e quindi la siccità endemica in alcune parti anche del nostro paese sta portando a una modificazione radicale della cultura e anche dei finanziamenti della cultura. Ormai le banche, i finanziatori finanziano in maniera selettiva i terreni che possono essere vantaggiosi dal punto di vista economico, quindi del nord Italia oppure delle alture. E quindi è una trasformazione vera, una trasformazione potente. Quindi c'è anche questo effetto domino dalla Sicilia verso il nord Italia sostanzialmente. Beh, c'è sicuramente questo effetto domino e dobbiamo tenerlo in considerazione. D'altro canto la modifica del clima è sempre avvenuta. Qualche millennio fa il Sahara era un bacino verde, per essere chiari. Qual è cosa che è avvenuto adesso? È avvenuto che il cambiamento climatico, diciamo, derivato dall'attività dell'uomo, come si suol dire, dall'attività antropica, ha velocizzato per 1000, per 10.000 il tempo. Cioè quello che avveniva nel corso dei millenni o delle decine di migliaia d'anni, adesso avviene nel corso dei decenni. E noi abbiamo visto un aumento incrementale della produzione di CO2 che non si era mai visto nella storia dell'umanità dal 1940 ad oggi, e conseguentemente un aumento della temperatura media a livello internazionale che ormai è quasi dell'1,5 grado centigrado, quindi sta modificando davvero il sistema climatico e dunque anche dell'impatto col mondo dell'agricoltura. Quindi il settore primario sta cambiando, così come cambia il clima, ma il settore primario è anche
causa di questo cambiamento climatico? Beh, il settore primario è anche con causa, cioè certamente ha un impatto, se vuole poi possiamo anche vedere un po' di dati da questo punto di vista, ma certamente sì, c'è un mondo che è alleato del clima sano al mondo dell'agricoltura, per i motivi di cui parlavo prima, proprio perché ne pagano le conseguenze direttamente. E tra l'altro in Sicilia a settembre, a Siracusa se non sbaglio, c'è stato il G7 dei ministri dell'agricoltura, anche lei era presente, De Carlo. Sì, grazie, intanto grazie dell'invito e grazie dell'opportunità di parlare di agricoltura e ambiente, che non sono due cose separate, ma anzi sono due cose, come diceva giustamente Ferrazzi, che vanno a braccetto. Anzi, ho apprezzato particolarmente il fatto che il taglio che si è dato è quello di un'agricoltura vittima del cambiamento climatico, perché troppo spesso c'è stata una narrazione secondo la quale l'agricoltura era la causa del cambiamento climatico. Tra l'altro da noi in Veneto risulta ancora meno comprensibile, visto che, per esempio, parlando di allevamento, il nostro allevamento veneto è caratterizzato da un allevamento prevalentemente estensivo, lo sappiamo noi che viviamo magari nelle aree più marginali della montagna, non solo bellunese ma anche veronese e vicentina, e sappiamo che quel tipo di allevamento estensivo anzi ha un valore enormemente più alto in fatto di impatto di CO2, cioè quei pascoli trattengono molto più di CO2 di quella che emettono, posto che bisognerebbe poi entrare anche qui nel merito e cercare di far capire ai nostri telespettatori che gli allevamenti, anche quelli definiti intensivi, che nulla hanno a che vedere con gli allevamenti in altre parti del mondo, emettono semmai metano e non CO2, però questi sono approfondimenti che vale la pena di fare, perché, tornando alla considerazione iniziale, l'agricoltura ha vissuto una vulgata ideologica che l'ha portata quasi a doversi sempre difendere rispetto alle scelte che ogni agricoltore faceva, ma anche che le politiche nazionali si trovavano a fare, non solo nazionali ma anche europee. Viviamo in un momento nel quale si è voluto in qualche parte, e purtroppo questo gli agricoltori lo pagano sulla propria pelle, criminalizzare il lavoro agricolo, quando invece è provato che la capacità di trattenere la CO2 alberga proprio in quelle attività agricole prettamente venete, cioè quelle attività che fanno oggi straordinaria innovazione, perché non dobbiamo mai dimenticare, e il bando recentemente vinto dal consorzio delle imprese lattiero-casearie del Veneto, 13 milioni e 8, era proprio un bando che premiava l'innovazione, oltre che l'aggregazione naturalmente di queste grandi caseifici, anche l'innovazione, perché oggi per affrontare quei cambiamenti climatici innegabili noi abbiamo bisogno di dotarci di una cassetta degli attrezzi che ci consenta di essere moderni e soprattutto efficaci, per coniugare sempre ambiente ed agricoltura. L'agricoltura è sostenibile per definizione, non esiste un'agricoltura non sostenibile. Quindi alla domanda, l'agricoltura inquina, punto di domanda, che cosa rispondiamo? No, vabbè, allora anche qua o è troppo semplicistica come domanda? Che l'agricoltura abbia un impatto, diciamo, nel clima ce l'ha evidentemente. De Carlo giustamente diceva gli allevamenti non producono CO2 tecnicamente ma metano, ma sappiamo che il metano è uno dei gas climalteranti più potenti. Il metano è ancora più potente della CO2 come gas climalterante. Ha un'altra caratteristica peraltro positiva, grazie a Dio, che è uno dei gas che rimane meno nell'atmosfera, cioè in 30-40 anni diminuendo, togliendo la produzione, sparisce anche dall'atmosfera, a differenza di altri gas climalteranti che rimangono centinaia di anni. Tanto è vero che una delle grandi conquiste fatte già dalla COP di Glasgow del 2021, a cui ho partecipato appunto in rappresentanza del Parlamento italiano, una delle grandi conquiste è stata proprio quella di eliminazione progressiva del metano, proprio per questo suo impatto. E d'altro canto, sa, adesso al di là del caso Veneto, che ha ragione De Carlo, ma se noi alziamo lo sguardo a livello internazionale, nazionale, ma soprattutto internazionale, le immagini che il 77% della terra coltivata al mondo è coltivata per produrre carne. E gli allevamenti, per esempio anche nel nostro paese, gli animali allevati sono 3 volte gli uomini.
E questo ha certamente un impatto. Nonostante questo non siamo nemmeno autosufficienti sulla carne che mangiamo. No, ma infatti, però se vogliamo dirla in maniera trasparente, vanno visti i dati per trovare poi le soluzioni. Ed è vero anche che la produzione, degli allevamenti producono circa il 15% di gas climalteranti a livello mondiale. E poi c'è un problema serio che è quello dell'acqua. L'acqua sta diventando, appunto, come diciamo spesso anche in questa trasmissione, l'oro blu. No? L'oro più importante, perché possiamo vivere senza l'oro giallo, senza l'oro nero, cioè il petrolio con la transizione energetica, ma senza l'oro celeste, blu, l'acqua, non possiamo vivere. Allora, lei immagini che fatto 100 l'acqua potabile a livello mondiale, che è solo l'1% dell'acqua disponibile al mondo, cioè pochissima, il 70% viene usato a livello mondiale per l'agricoltura e l'allevamento. Il 20% per l'industria e il 10% per il consumo domestico. Pensi che nel nostro paese, in Italia, le sole risaie, in particolare quelle del Lombardo-Piemonte, consumano 3 volte l'acqua che consumiamo nelle nostre case. Non so se mi spiego. Perché da sole sono circa il 50-60% del consumo dell'acqua complessivo, che è il 70% del consumo dell'acqua. Quindi di fronte a questi dati che cosa si potrebbe fare? Di fronte a questi dati bisogna renderci conto che c'è un impatto importante e quindi bisogna agire di conseguenza. Ma questa è la comunità scientifica internazionale che si sta ponendo il tema, è la comunità istituzionale che si sta ponendo il tema. Se devo dare altri dati, lei pensi che per fare un chilo di grano servono 1300 litri d'acqua, per fare una tazza di caffè 140, quindi un chilo di carne 16.000. Diminuirne anche il consumo, per esempio, di carne. È un tema vero, collegato non solo all'impatto diretto ma all'utilizzo delle risorse. E da questo punto di vista, quindi, è importantissimo immaginare uno sviluppo dell'agricoltura che sia sempre più legato a una sostenibilità. Perché non tutta l'agricoltura è sostenibile, cioè non lo è per definizione. Non lo è per definizione. C'è un'agricoltura che lo può essere e va spinta. Per esempio la ricerca della tecnologia e della scienza, da questo punto di vista, possono aiutare molto. E Carlo? Beh, insomma, partiamo da tecnologia e scienza, perché io sono l'estensore dell'emendamento che autorizza le tecniche di evoluzione assistita a terra, cosa che prima non si era mai vista, cioè i nostri ricercatori in laboratorio favorivano questo tipo di interventi e non c'era una normativa, anzi c'era una normativa che li equiparava agli OGM e quindi non riuscivano mai a sperimentare a terra quelle che sono la prima risposta chiara ad un minor input di concimi, minor utilizzo d'acqua e quant'altro. Perché TEA e OGM, chiariamo, sono due cose totalmente differenti. Gli OGM sono due oggetti esterni che si incontrano, la banalizzo, mentre le TEA sono velocizzare ciò che accadrebbe normalmente in natura attraverso processi, però la pianta quella è e non si tratta di mettere assieme nulla che non si parla, sono due cose uguali. Anche sui gas è vero, emettono metano, ma oggi anche in Veneto, soprattutto in Veneto, abbiamo esperienza di trattamento dei gas e di chiusura del ciclo dei rifiuti che consente di recuperare quei gas, farne energia, ma non solo, addirittura potenzialmente anche la CO2 da utilizzare nelle acque minerali. Quindi a dimostrazione di quello che diceva Ferrazzi, che sì, la tecnologia va assolutamente sviluppata, ma che con la stessa fiducia con la quale l'uomo è riuscito ad affrontare tantissime sfide, riuscirà ad affrontare anche la sfida del cambiamento climatico. L'uomo però dovrà essere dotato di quegli strumenti innovativi che consentiranno di poter continuare a perpetrare la nostra tradizione, perché non vorrei che a qualcuno poi sfuggisse che noi, la nostra straordinaria capacità di trasferire le nostre eccellenze in tutto il mondo, deriva proprio dal fatto che i nostri saperi vanno a braccetto con i nostri sapori, cioè il fatto che in Italia si abbia il record di DOP e di IGP, cioè di eccellenza del territorio, nasce proprio dal fatto che ciascun territorio sia in grado di esprimere qualcosa di qualitativamente valido, ma che si leghi anche ai saperi di un determinato territorio, per cui diventa inesportabile. Non possono replicare le nostre eccellenze in altre parti del mondo, ed è per questo che noi di fronte a carne sintetica, ad esempio, ci siamo posti di traverso, non solo per un principio precauzionale, tra l'altro sancito da un regolamento europeo, ma anche per il fatto che quel tipo di narrazione, quel tipo di allevamento di fatto uccide
e mette in forte difficoltà quello che invece è il nostro marchio di fabbrica, e cioè l'eccellenza legata non solo al sapere ma anche al sapore. Senta Ferrazzi, ma l'agroalimentare italiano, noi adesso abbiamo parlato di agricoltura tout court, l'agroalimentare italiano, di cui chiaramente De Carlo, visto il suo ruolo, va fiero. Tutti dobbiamo andare fiero, perché è sostenibile di per sé, o anche l'agroalimentare italiano potrà subire da qui al medio-lungo periodo delle, diciamo così, delle modifiche? Ma l'agroalimentare italiano è una chicca a livello mondiale. Noi abbiamo prodotti, ha ragione De Carlo, di assoluta qualità che non sono replicabili in altre parti del mondo. E quindi noi dobbiamo non solamente andarne fieri, ma dobbiamo difenderli a livello complessivo, a livello mondiale. È una delle biglietti da visita del nostro paese, insieme al design, la cultura, l'ambiente straordinario, le biodiversità. Abbiamo anche questa storia che è storia di alimentazione, che è un'alimentazione che si è fatta cultura, che nasce dalle tradizioni locali e che dunque diventa un punto qualificante del nostro paese, e quindi ogni azione che va in quella direzione va sostenuta in ogni modo. Ed è interessante anche che questo è totalmente compatibile col tema della sostenibilità, perché i prodotti di qualità sono i prodotti anche sostenibili, e dunque sono le due facce della stessa medaglia, ed è esattamente questa la direzione che noi dobbiamo assolutamente, come dire, prendere per la difesa del nostro prodotto, per la difesa dei nostri produttori, dei nostri agricoltori e anche delle nostre tavole. Però poi quando parliamo di cambiamenti climatici parliamo di un fenomeno chiaramente globale, l'Italia incide per quello che incide, quindi bisogna avere una visione generale, quindi occuparsi dell'agricoltura nel suo insieme. E chi è che può occuparsi dell'agricoltura nel suo insieme prendendo delle decisioni di impatto che possano impattare? Ne abbiamo parlato per la transizione green, per l'elettrico, nell'agricoltura. Non c'è dubbio alcuno che quando parliamo di agricoltura e più in generale di cambiamento climatico stiamo parlando di una questione che non può essere risolta dal singolo paese. Ogni singolo paese nazionale è del tutto impotente e incapace di modificare strutturalmente quello che sta avvenendo. E allora bisogna attivare dei processi di decisione che siano internazionali, almeno di carattere europeo. L'Europa di questo è consapevole e le tenga in considerazione il fatto che, fatto 100 il bilancio dell'Unione Europea, circa il 40% di soldi vanno all'agricoltura. Quindi l'agricoltura è, come dire, in parallelo, per farci capire bene ai telespettatori, la sanità delle regioni, no? Un po' meno in percentuale, la sanità delle regioni è il 70% del bilancio complessivo per le regioni, per quanto riguarda l'agricoltura invece siamo al 40% del bilancio comunitario, quindi c'è una grande attenzione e ci sarà sempre. È vero comunque che dal punto di vista generale noi siamo deficitari come Europa, perché circa il 50% di ciò che consumiamo lo dobbiamo importare da altri paesi e quindi dipendiamo dagli altri paesi. Dobbiamo costruire delle filiere che soprattutto nella produzione di qualità sia autonoma. Questa è la verità. E quindi dobbiamo procedere con determinazione in questa direzione. Quindi accorciare le filiere. Accorciare le filiere, collegarle con le tradizioni locali, con i coltivatori locali. Si pone certamente poi un problema anche di dimensioni delle aziende, e questo è un altro tema che in Italia è consistente. Tenga in considerazione che in Italia abbiamo più di 1 milione di aziende agricole e molti di questi rischiano di non riuscire a competere nel mercato. Sono circa il 30-40% quelli che riescono a stare nel mercato, quindi si pone anche un problema generale probabilmente di riorganizzazione però non nell'arrivo delle multinazionali che fanno fuori le tradizioni, ma dell'innalzamento della qualità e del consolidamento. Ed è una bella sfida, perché da un lato quindi si deve promuovere una filiera corta, dall'altro però delle aggregazioni sostanzialmente. Potrebbe sembrare un paradosso, ma dovrà essere governato. No, non lo è assolutamente, tra l'altro è un modello italiano quello della filiera. Noi in questi 2 anni abbiamo spinto molto sulle filiere, lo dicono i bandi, lo dicono anche le risorse che abbiamo chiesto di aumentare per scorrere le graduatorie, dei progetti straordinari che i nostri agricoltori attraverso le associazioni hanno fatto proprio per la filiera. Promuovendo reti di impresa. Assolutamente sì, ma quello che è più, e ha ragione Ferrazzi quando cita il dato dell'agricoltura come una sanità regionale. C'è una piccola differenza però, mentre la sanità regionale serve per curarci, quindi ha un obiettivo chiaro, i soldi all'agricoltura purtroppo negli ultimi anni si sono trasformati, cioè da risorse originarie della PAC,
politica europea agricola, che puntavano all'approvvigionamento del cibo, quindi per garantire che l'Europa non rimanga mai senza materie prime, e sostegno al reddito degli agricoltori, oggi attraverso numerose condizionalità hanno di fatto sviato quello che era l'obiettivo, e quindi il 40% delle risorse non serve a produrre di più e meglio, ma spesso purtroppo sono condizionate ad altre attività che si vorrebbero far fare agli agricoltori, quasi a relegarli a un ruolo di giardiniere e manutentore del territorio solo, rispetto a quello che è il suo ruolo originario, cioè quello di sfamare il mondo. Lo dico perché oggi, in un mondo che va velocemente verso i 10 miliardi di abitanti, noi non possiamo prescindere dal produrre di più e meglio. Questa è la grande sfida del futuro. E aggiungo, non sprecare, perché l'altro tema... E l'altro tema è proprio lo spreco del cibo, tra l'altro di cui ci stiamo occupando, dopo che se ne hanno occupato brillantemente la collega Gadda nelle legislature precedenti. Oggi stiamo cercando di rivedere talune questioni proprio sullo spreco alimentare. Ricordo a tutti che anche sull'acqua questa nazione, ma anche l'Europa, a fronte di un recupero di acqua piovana che è del 25%, in Italia recuperiamo solo poco più dell'11%, e in questa regione, ma perché l'obiettivo era quello di far transitare quanto più velocemente l'acqua dalle Alpi al mare, recuperiamo solo il 4% di acqua. Quindi dobbiamo capire che se il mondo cambia, se c'è un cambiamento climatico, noi dobbiamo adattare anche le politiche locali, non solo quelle nazionali, ad una diversa concezione del mondo. Oggi dobbiamo renderci conto che dobbiamo accumulare acqua, perché quell'acqua è strategica e fondamentale per continuare a perpetrare le nostre tradizioni. Attenzione, perché un altro discorso molto interessante è quello che, a fronte di un'area del mondo dove dovremmo intervenire, ma dove già sono abituati a fronteggiare la siccità, perché ciò che mettono in piedi le regioni abituate alla scarsità d'acqua è ben diverso da quello che facciamo noi. Noi dobbiamo invece cominciare a gestire anche nuove culture, perché l'innalzamento climatico e il riscaldamento climatico ci consentirà di coltivare anche in aree montane ciò che prima non si poteva coltivare, e questa è un'altra sfida straordinaria. Noi non possiamo fare battaglie di retroguardia, noi dobbiamo renderci conto del cambiamento e dobbiamo dominarlo. Per dominarlo dobbiamo avere chiara la situazione. Cosa Quindi abbiamo fatto noi? Anche un'opportunità. Straordinaria opportunità, e infatti in Commissione al Senato abbiamo aperto ormai dall'inizio della legislatura un'indagine conoscitiva sul cambiamento climatico, e invito Ferrazzi a parteciparci, proprio per studiare e monitorare a seguito del granchio blu. Io ho preso pretesto della condizione del granchio blu, che è emblematica di queste aree, ma è un soggetto che arriva da lontano, che approfitta del cambiamento sul riscaldamento globale e di particolari condizioni per chiederci: abbiamo gli strumenti noi per monitorarlo? Primo. E secondo, abbiamo poi gli strumenti per incidere, posto che in altre nazioni, la Spagna ad esempio, hanno già studiato qual è il ciclo riproduttivo del granchio blu, e quindi anche l'eventuale. Oppure dall'altra parte non solo ristori, ma anche una nuova gestione dei territori che preveda la convivenza e anche il business attraverso questo tipo di nuova specie, come negli Stati Uniti, dove hanno dovuto proteggere il granchio blu perché un eccesso di pesca lo aveva relegato a quasi specie in via di estinzione. Ferrazzi, questa strategia di De Carlo, del governo della maggioranza, la trova d'accordo o è edulcorata, nel senso è troppo ottimistica? No, ma guardi, io sono, ed è anche il senso di questa trasmissione, noi non dobbiamo essere né struzzi che mettono la testa sotto la sabbia, perché rassicurandoci, perché poi succede quel che succede, magari viene il leone e ci sbrana, ma neanche i catastrofisti. Noi dobbiamo essere consapevoli che se ci sono delle responsabilità umane nel cambiamento climatico, ciò significa che l'uomo poi gira anche per trovare delle soluzioni. Bravo. È così. Questo è il tema centrale. Allora dobbiamo far crescere la consapevolezza di questa necessità, dobbiamo far crescere, e qui lo stiamo facendo da ormai 2 anni, la consapevolezza che la questione del cambiamento climatico è la questione di oggi, riguarda tutti i paesi del mondo in maniera drammatica, ma ci sono le possibilità di intervenire, dobbiamo però farlo. Dobbiamo farlo a livello sistemico e dobbiamo farlo anche con grande velocità, perché purtroppo il tempo scarseggia e tutti gli obiettivi a livello internazionale che ci si era dato sull'abbattimento delle emissioni in realtà stanno progredendo con troppa lentezza, e quindi dobbiamo accelerare in questa direzione, perché vede, il costo del cambiamento climatico anche dal punto di vista economico, anche nel mondo dell'agricoltura, è insostenibile.
e quindi anche intelligenza economica proprio per aiutare anche gli agricoltori e le imprese in generale, quella di far fronte con decisione a queste questioni. E un'altra cosa, vogliamo dirlo Ferrazzi, che a volte il mercato o i cittadini sono più avanti non solo delle istituzioni ma anche di tante imprese, perché oggi diventa cool, detto all'inglese naturalmente e non in Veneto, essere sostenibile e quindi narrare un'azienda sostenibile. Cioè il mercato oggi già chiede alle imprese di essere sostenibili e questo è uno straordinario aiuto anche alle istituzioni, perché nel momento in cui si dovrà decidere se finanziare o meno progetti sostenibili o meno, sarà il mercato, non è una moda, ma è sicuramente una rinnovata, cresciuta attenzione da parte dei nostri cittadini che porterà a scegliere in questo caso prodotti italiani, perché noi siamo l'agricoltura più sostenibile del mondo, noi ce lo dimentichiamo e ce lo dimentichiamo anche quando io vado a raccontare i dati sulla diminuzione dei fitofarmaci. Questa è la nazione che negli ultimi 3 anni ha diminuito del 12,5% l'uso dei fitofarmaci, cioè quelli che sono le medicine che normalmente utilizziamo in agricoltura, a fronte di altre nazioni, magari considerate più progressiste, che li hanno aumentati del 20%. Allora, in una nazione dove c'è l'abuso sistematico dell'antibiotico umano, perché uno degli ultimi report diceva che a fronte di un episodio sintomatico l'italiano medio assume un antibiotico senza prescrizione, perché ormai a volte tutti siamo diventati dottori di noi stessi, basta guardare Wikipedia. No? Con tutto il tema poi dell'antibiotico Con tutto il tema dell'antibiotico resistente. A fronte di questo si pretende che l'agricoltura invece, cioè che a fronte di una pianta che soffre, che è malata, non si debba usare la chimica. Allora i nostri agricoltori hanno maturato in questi anni una straordinaria consapevolezza, e cioè che la chimica la si possa usare solo quando non c'è un'alternativa. Quando esiste un'alternativa, e l'alternativa la deve fornire tanta ricerca, il CREA e le nostre università che magari dobbiamo spingere a dialogare di più, dobbiamo trovare quella che dicevo, la cassetta degli attrezzi per essere pronti ad un mondo che cambia. E guardate che l'Italia su questo, Ferrazzi se lo ricorderà, il gruppo di Serafino Ferruzzi, di quel straordinario gruppo, aveva nella chimica verde il proprio mantra: chimica verde e energia sostenibile. Si è persa quella straordinaria cultura, ma che allora eravamo all'avanguardia su questo tema. Il secondo gruppo nazionale, industriale nazionale, faceva la chimica verde. Dobbiamo ritornare ad avere finalmente, attraverso una partnership pubblico e privato, quegli strumenti che ci mettono in condizioni anche sul nostro suolo. E guardate che la partita del suolo, della qualità del suolo, è la sfida dei prossimi 10 anni, perché la qualità del suolo consente sostenibilità e produttività, e quindi su questo lavoreranno i nostri istituti di ricerca e tante università, perché ormai non c'è una soluzione diversa tra l'abbandonare l'agricoltura oppure farla diventare assolutamente moderna. Su questo abbiamo uno straordinario dato, cioè il più grande rapporto dei giovani in agricoltura europeo, cioè in Italia ci sono più giovani in agricoltura che in tutte le altre nazioni, e questo è assolutamente sintomo di una rinnovata attenzione per il settore, ma anche per il fatto che questo settore si approccia in maniera moderna. Oggi i giovani non vogliono condurre le aziende come le conducevano i nonni 100 anni fa, sono fieri di poter prendere l'azienda del nonno, ma la vogliono attualizzare, vogliono avere strumenti moderni, e questo ci fa ben sperare che quelle aziende che oggi con tanti sforzi, tanta fatica, tanta burocrazia che dobbiamo eliminare, oggi costituiscono ancora, seppur solo il 2,5% degli impiegati generali in Italia, perché a volte noi dimentichiamo che solo il 2,5% della popolazione italiana è impiegata in agricoltura. Quindi o facciamo una grande alleanza tra il consumatore, quelli che hanno amore per l'agricoltura, e gli agricoltori, oppure i nostri agricoltori sono destinati assolutamente a non far sentire la propria voce, e la loro voce è straordinariamente importante, perché non c'è nessuna attività umana che si possa fare senza aver mangiato. Il coinvolgimento dei giovani in agricoltura, la questa ricerca. è una bella sfida. La ricerca. Ma c'è anche una richiesta da parte dei giovani di tornare alla coltivazione della terra, cioè l'agricoltura sta ritornando a essere, usando un termine di De Carlo, cool, cioè interessante, affascinante, e questa è una cosa molto bella. Naturalmente vanno sostenuti, ci sono molti giovani che ci stanno provando ma non ce la fanno, vanno aiutati, sostenuti anche con finanziamenti, con tutto quello che serve.
E quindi è una bella sfida anche questa. E tra l'altro, ecco, De Carlo parlava del ritorno dei giovani in agricoltura che interessa e riguarda anche le terre montane, le aree più periferiche. Guardi, stavo questo è fondamentale. rispondendo a un messaggino di mio figlio che scrive: ma tra quei nuovi strumenti moderni c'è anche una stalla per me? Cioè, interesse personale in fatto adesso, esattamente adesso mi scrive così. È evidente che c'è attenzione. Cioè non ti parla a casa, ti parla attraverso la televisione. Sì, perché sa che qua se assumo degli impegni sono worldwide, okay, e quindi non posso poi dire che non ci sono testimoni. No, la realtà è questa: a fronte di qualcuno che ha voglia di fare, bisogna fargli non solo sostenerlo sotto il profilo burocratico, che già diventa difficile, ma anche fargli capire che i modelli non sono quelli di 100 anni fa, cioè i modelli sono quelli di un'agricoltura tout court, cioè manutenzione del territorio, sì produzione, vendita del prodotto, tanto marketing in agricoltura. Io cito sempre esempi, ci sono straordinari, cito più quelli bellunesi ovviamente, ma ci sono straordinari ragazzi che fanno, da chi dall'allevamento delle capre, lo yogurt e il gelato, chi fa attività col miele, chi fa attività invece che è diventato uno chef con i propri prodotti, che rappresentano esattamente ciò che noi possiamo pensare all'agricoltura del futuro, una trasformazione diretta, quindi accorcio la filiera e soprattutto garantisco prodotti che da altre parti non si possono trovare. Accanto a questi poi c'è la grande intervento cooperativistico, faccio un esempio su tutti, Soligo, Latte Busche, Latterie Vicentine, che rappresentano l'unica maniera per affrontare, per fare in modo che quel 40% di mercato aggredibile dalle nostre piccole imprese riesca ad essere redditizio proprio per quelli che conferiscono il latte a quelle strutture. E quindi a loro va fatto un plauso per aver resistito nei momenti difficili e oggi essere veramente dei competitor e dei player nazionali forti. Noi parliamo di agricoltura, di cambiamento climatico, lo stiamo facendo in questi minuti, in queste ore, mentre Los Angeles brucia, gli incendi sono ancora fuori controllo, la dimostrazione plastica di quanto questi temi siano urgenti. Ferrazzi, a tal proposito vorrei sottolineare questo suo nuovo incarico, questa sua nuova sfida, perché lei sarà curatore editoriale della collana dedicata alla sostenibilità di Marietti 1820, che è una delle case editrici storiche italiane. È una nuova sfida questo, perché è importante poi comunicare, è importante informare, ed è quello che stiamo tentando di fare anche con questa trasmissione. Beh, questo è significativo. Marietti è appunto, come diceva lei, una casa, è stata fondata nel 1820, è una casa editoriale di altissimo livello, filosofia, letteratura, analisi globali, eccetera. Il fatto che abbia proposto e poi ho accettato di creare una collana proprio sulla sostenibilità racconta quanto il tema della sostenibilità sia diventato centrale anche nel dibattito culturale a livello generale. E quindi noi lavoreremo su questo, lavoreremo per far sì che autori di grande qualità, di grande competenza abbiano la possibilità all'interno di questa collana di esprimere le loro competenze e soprattutto divulgarle in maniera molto semplice, con parole semplici, in maniera appunto divulgativa, a tutte le persone che vorranno partecipare a questo nostro progetto. Perché questo è il tema, rendere usufruibili. Sì, anche contro le fake news, le balle, le sciocchezze che vengono dette, a bizzeffe, le ignoranze che vengono utilizzate e strumentalizzate, partendo sempre dai dati di realtà, come stiamo cercando, come stiamo facendo anche qui oggi, cioè analizzando le questioni per quello che sono e cercando tutti insieme le soluzioni. Grazie Andrea Ferrazzi, grazie davvero, grazie a lei, ci ritroviamo venerdì prossimo, grazie Luca De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura al Senato, grazie a Francesca Pezzo e Tommaso Migotta in regia. Allora, dopo di noi c'è il meteo e il documentario Borgo Italia, quindi vi condurremo attraverso le bellezze di questo paese, a seguire il film Silver Wolf per la regia di Peter Svatek, insomma un pomeriggio da non perdere su Antenna 3. Grazie davvero per l'attenzione, buon proseguimento.